Oggi è una giornata particolarmente importante per tutti noi perché praticamente ci presentiamo alla cittadinanza come lista candidata alle prossime elezioni amministrative del giugno del 2012, del prossimo giugno. È un gruppo piuttosto eterogeneo, riguarda diverse professionalità, diverse figure, va dallo studente al pensionato all'imprenditore. E oggi siamo qui insomma per presentare sia la lista ma anche il nostro programma amministrativo. Io sono Davide Marangoni, sono il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative del Comune di Italia di Po. Ho 48 anni, sono sposato con Claudia e ho un figlio di 12 anni, di nome Andrea. Da oltre 20 anni lavoro, mi occupo di urbanistica, edilizia privata e attività produttive SUAP nel comune di Adria, sono funzionario dell'ufficio preposto e da circa 10 anni ormai, insomma ormai 10 anni, faccio l'assessore del nostro comune. Le mansioni sono legate praticamente ai lavori pubblici, all'urbanistica, alla viabilità e anche alle frazioni nell'amministrazione CDR. Questi sono stati 10 anni particolarmente intensi perché abbiamo affrontato diverse sfide non certo semplici, ma che ci hanno messo di fronte a delle situazioni piuttosto complicate. E in questi 10 anni insomma, abbiamo avuto diverse soddisfazioni, siamo riusciti perlomeno a mettere in sicurezza tutti gli edifici scolastici, che riteniamo insomma, che siano edifici piuttosto importanti per la nostra società, perché è dove crescono e nascono e si formano le generazioni future. Siamo riusciti a risolvere il problema ad esempio di Piazza 4 Novembre, che ad ogni acquazzone andava sott'acqua, era un problema storico in cui non era mai stato risolto. Siamo riusciti a realizzare il piano regolatore comunale, da anni atteso, il nuovo piano regolatore comunale, che questo consente già adesso insomma, di svolgere investimenti e attuare determinate strategie anche di pianificazione. E dopo anche un occhio ai conti pubblici, perché quando siamo arrivati 10 anni fa insomma, la questione economica non era così semplice, anzi era tutt'altro che semplice, perché insomma, mi ricordo che si è andati a Roma perché c'è tutta una questione legata al patto di stabilità e quant'altro, per cui insomma sono stati anni intensi di lavoro. Sicuramente alcune cose non sono state fatte, lo diciamo, non ci nascondiamo, io personalmente non mi nascondo dietro un dito, ad esempio non siamo riusciti a concludere quel progetto di recupero che riguardava l'intero centro storico delle piazze, quindi siamo riusciti a realizzare Piazza 4 Novembre e Piazza Venezia è rimasta indietro. Non siamo riusciti a realizzare ad esempio la fontana, che è tanto discussa, né tantomeno diverse asfaltature. Però sapete, la programmazione di un comune non si fa in un giorno, non si fa in 3 giorni, ma ci vogliono di diversi anni. E i 5 anni amministrativi segnati dalla pandemia ci hanno comportato che cosa? Un cambiamento straordinario del nostro ordine di priorità. Abbiamo dovuto, come dire, tralasciare alcuni aspetti e abbiamo deciso praticamente di intervenire su altre priorità che riguardavano esattamente le famiglie, le persone, i ragazzi, insomma, come ricordate siamo stati chiusi in casa e l'economia ha avuto diversi problemi. Ma al di là di questi aspetti noi abbiamo la nostra intenzione come amministrazione, quindi come squadra, di partire come priorità proprio da quello che non siamo riusciti come dire, a concludere, quindi partendo da lì, e realizzando nuovi obiettivi che poi vi illustrerò nel programma. Per quanto riguarda, per arrivare a questo abbiamo realizzato, quindi come dicevo prima, una squadra che coniuga praticamente sia l'esperienza ma anche l'innovazione, perché non si può cancellare tutto, quindi si parte sempre da un costruito. E questa squadra, vedete qua attorno a me, insomma, che adesso un po' alla volta vi presenterò. Il programma, che è un altro aspetto molto importante, che adesso vedrete, questo programma ha un titolo, parte dal singolo alla comunità, perché riteniamo che è necessario partire dai fondamenti importanti, che sono quelli di unire una comunità. Riteniamo che in questi anni, soprattutto anche dovuto alla pandemia, la nostra comunità si sia un po' divisa, anzi abbastanza divisa, per cui l'obiettivo principale
del nostro mandato amministrativo sarà quello di creare un'unità, perché solamente attraverso, restando uniti, riusciamo a raggiungere determinati obiettivi. E l'unità di intenti, diciamo, di partire insieme, rappresenta praticamente la nostra guida, il nostro faro, e rappresenta praticamente la spina dorsale di questo programma. È un programma piuttosto articolato, che risente tantissimo della situazione che abbiamo vissuto, per cui quando l'abbiamo scritto, perché è stato scritto a diverse mani, nel senso che tutta la squadra ha scritto il programma, ha cercato di costruire un programma che ha risentito praticamente di quello che ognuno ha vissuto in questi 2 anni e mezzo, per cui è molto concreto e si prospetta praticamente in un futuro più, che pensiamo sicuramente sarà più prospero. È un programma che, come vi dicevo, avrà come spina dorsale la comunità, perché non ha in mente le ambizioni di un singolo, ma ha come priorità il bene comune e la collettività. Il programma parte si intitola Dal singolo alla comunità, appunto parlando che la comunità deve essere una cosa fondamentale, che abbiamo imparato in questi 2 anni di pandemia, quanto importanti siano i rapporti sociali, quanto siano anche la semplice stretta di mano che non si poteva dare, per cui riteniamo che bisogna partire da questi concetti. Quindi partire dalla singola comunità e il futuro del nostro Paese abbiamo ripensato che passa attraverso 3 principi fondamentali. Uno riguarda la socialità, il secondo aspetto riguarda l'innovazione e il terzo aspetto riguarda lo sviluppo sostenibile, che sono 3 temi sui quali abbiamo costruito tutto il programma. Partendo dalla socialità, questa società risulta essere sviluppata attraverso questi serie di argomenti, quindi la scuola, lo sport, il sociale, la famiglia, i giovani, il tema della disabilità, la cultura e le pari opportunità. Vi invito a votare questa lista, vi invito a votare il voto, insomma, la lista insieme per Taglio di Po con me candidato, vi invito a votarmi perché abbiamo intenzione di concludere e di realizzare quel programma che vi abbiamo appena illustrato, anche perché, ripeto, questi anni di pandemia ci hanno un po' segnato, e c'è la ferma e la voglia e la volontà di concludere quello che volevamo concludere prima e non siamo riusciti per queste questioni. Io penso che la squadra che ci siamo trovati, che abbiamo costruito il programma, sia una squadra efficiente, sia una squadra ricca di personalità soprattutto, e ricca anche di grande professionalità, che possa dare un contributo a chiunque, soprattutto a chi lavora all'interno delle amministrazioni comunali. E penso che sarà essere in un qualsiasi momento al vostro fianco e disponibili per qualsiasi tipo di questione o problema. Voi sapete, in buona parte di voi mi conoscete, la mia disponibilità è sempre stata per chiunque, cioè la volontà di risolvere i problemi è sempre stata diciamo una mia missione per certi aspetti per quanto riguarda il lavoro pubblico, perché la mia passione è proprio la pubblica amministrazione e il lavoro pubblico. Ritengo, insomma, che abbia una ricaduta fondamentale e sociale per il nostro territorio, per cui e concludo, finisco qua. Io vi invito per l'ultima volta a dare il nostro voto il 12 giugno, a votare per noi e a fare anche agli amici che ci sostengono, insomma, a fare una bella campagna elettorale. Vi ringrazio e buona domenica.